Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, colpo alla mafia, 20 arresti, altri 12 indagati. La polizia smantella la cosca dei Carcagnusi Mazzei che gestivano le piazze dello spaccio di droga a San Cristoforo. Mobilitati oltre 200 agenti e un elicottero, sequestrate anche armi. Il triangolo della droga tra Palermo, Roma e la Campania. I finanzieri fanno 6 arresti, sequestrati 80 kg di cocaina e hashish destinati alle piazze di spaccio palermitane. Al via a Palermo il processo per la strage di Monreale. 3 i giovani uccisi un anno fa, imputati 3 diciannovenni dello Zen. Il comune di Monreale e la presidenza della regione, parti civili. Ad Agrigento le perdite d'acqua trasformano la strada, come vedete, in una specie di torrente. Disagi e proteste dei residenti, emergenza idrica anche a Lipari e a Marsala, tra rubinetti a secco e guasti alle condotte. Da Gela, la storia di un insegnante di sostegno che ha scelto di accompagnare fino a Rimini per un delicato intervento chirurgico uno dei suoi alunni disabile. Si chiama Sbarcadero Santa Lucia, è il nuovo lungomare di Siracusa inaugurato ieri sera. Come vedete, 14.000 metri quadrati di passeggiata e un'ampia piazza e c'è pure una corsia per le auto, ma a traffico limitato. Un ticket per l'ingresso nel parco dell'Etna? Servirebbe una legge, chiarisce il presidente Giammusso, che lamenta la carenza di risorse e personale e apre all'ipotesi di convenzioni pubblico-privato. Calcio Serie C, il Catania definisce le linee guida, il Consiglio di amministrazione delinea il piano tecnico-tattico per la prossima stagione. I nomi per la panchina e la direzione sportiva restano quelli di Caserta e Varrà. Bentrovati. Catania, armi, droga, munizioni e il controllo del traforo a San Cristoforo. Blitz della polizia contro il clan dei Carcagnusi Mazzei. 20 gli indagati, oltre 200 gli agenti impegnati nell'operazione antimafia scattata all'alba, fatta luce anche su un tentato omicidio. Tonino De Manna. Case di spaccio, droga a fiumi, arsenali ed un tentato omicidio. 3 popolosi quartieri, San Cristoforo, Picanello e Librino, passati al setaccio da oltre 200 agenti di polizia per un blitz antimafia scattato poco prima dell'alba e che ha visto l'impiego del 4° reparto volo della polizia di Palermo. Ecco le prime auto uscire dalla nuova questura di Catania per un'operazione mirata a sgominare il clan dei Carcagnusi Mazzei. 32 gli indagati, 20 dei quali destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catania su richiesta della procura. Decisive anche le dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Le indagini sono state avviate nel dicembre 2023 nei confronti di un pregiudicato che, insieme allo zio, gestiva un traffico di cocaina. È subito emerso il collegamento col clan Mazzei, al quale veniva fornita parte della droga in collaborazione con 2 esponenti della famiglia mafiosa, coinvolti la figlia del boss Santo Mazzei, Simona Concetta Mazzei, e i nipoti Matteo Mazzei e Cristian Marletta Intravai. San Cristoforo, la base operativa dei Carcagnusi, ed in particolare via Belfiore, nota come Traforo, dove gli affiliati esercitavano il controllo, alimentando così il lucroso business. È stato accertato come lo spaccio si fosse spostato dalla strada alle case, le cosiddette case di spaccio, appartamenti presidiati con barriere e ostacoli, muniti di telecamere per prevenire l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Nel corso dell'indagine è stato ricostruito un episodio di tentato omicidio avvenuto il 19 agosto 2024 in viale Bummacaro contro un parente di esponenti del clan Cappello Bonaccorsi. Droga, armi e munizioni di vario calibro sono stati infine rinvenuti e sequestrati in un garage in via Fattorini a Picanello. Il triangolo della droga, traffico di stupefacenti tra Palermo, la Campania e Roma. 6 arresti, la Guardia di Finanza sequestra oltre 80 kg di droga destinata a rifornire il mercato palermitano. Marco Gullà.
La cocaina arrivava da Napoli, l'hashish invece da Roma. Le due piste però portavano ad un'unica piazza, quella di Palermo. Maxi blitz antidroga della Guardia di Finanza di Palermo, che ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 6 persone accusate di traffico di stupefacenti. 3 di loro sono palermitani. Attraverso intercettazioni e pedinamenti, i militari hanno ricostruito i canali di approvvigionamento di cocaina e hashish. L'operazione ha portato anche al sequestro di ben 80 kg di droga. Tutti gli indagati erano inseriti stabilmente nel settore del narcotraffico. Le indagini sono state fatte attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, con l'installazione di sistemi di videosorveglianza e numerosi controlli e pedinamenti. Così sono stati individuati alcuni canali di approvvigionamento del narcotico da parte dei soggetti palermitani che acquistavano cocaina in Calabria e in Campania e hashish nel Lazio. Droga che riforniva le piazze del capoluogo siciliano, attive H24 per la vendita ai clienti. A Palermo, al via con le questioni preliminari, il processo per la strage di Monreale. 3 giovanissimi accusati del triplice omicidio un anno fa. Parti civili, oltre i parenti delle vittime, la regione siciliana e il comune di Monreale. Manlio Viola. Si apre davanti alla prima sezione della Corte d'Assise di Palermo il processo per la strage di Monreale, avvenuta fra il 26 e il 27 aprile del 2025 durante i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso nella cittadina normanna. A rispondere dei fatti di quella notte sono chiamati i 19enni Salvatore Calvaruso e Mattia Sconti e il 18enne Samuele Acquisto, tutti accusati di aver avuto un ruolo negli omicidi di Salvatore Turdo, di 23 anni, e di Massimo Pirozio e Andrea Miceli, 25 anni. Nella sparatoria furono feriti anche Niccolò Cangemi, di 32 anni, e un sedicenne. I 3 sono stati rinviati a giudizio ad aprile scorso. In quella occasione il GIP ha ammesso come parti civili i parenti delle vittime, il comune di Monreale e la regione siciliana, mentre ha respinto le richieste di costituzione del Codacons e di altre 2 associazioni. Secondo l'accusa, la notte della sparatoria scoppiò prima un diverbio fra un gruppo di giovani del quartiere Zen e una comitiva di monrealesi, poi sfociato in una rissa ricostruita dagli inquirenti grazie a telecamere di videosorveglianza e testimoni. Conti ha raccontato i testimoni. Al culmine della scazzottata che ne seguì, vedendosi sopraffatto, avrebbe estratto la pistola ed esploso diversi colpi puntando dritto contro una delle vittime che cercava di fuggire. Lo avrebbe addirittura inseguito. Gli altri 2 indagati lo avrebbero incitato a continuare a sparare ad altezza d'uomo e avrebbero poi organizzato la fuga in moto. Nell'inchiesta sono stati coinvolti anche diversi altri giovani che sono accusati di rissa. La loro posizione è stata però stralciata e andranno a processo separatamente. A Francofonte un 90enne ha accoltellato un rivale con diversi fendenti all'addome nel corso di una lite scoppiata in una piccola abitazione dove la compagna della vittima, secondo le indagini, si prostituiva. Il ferito è in prognosi riservata. In Chiesa Cefpas il fotografo, che non è indagato ma è tirato in ballo nelle intercettazioni della Procura di Caltanissetta, respinge le accuse sui presunti casting per reclutare accompagnatrici per il deputato regionale Riccardo Gallo. Il servizio di Luca Ciliberti. Nelle ultime ore ho ricevuto l'attacco degli attacchi, quello che più non si può, la calunnia assoluta, la falsità, l'invenzione. Questa è veramente un'opera fantascientifica. Lui è il fotografo e collaboratore del deputato regionale Riccardo Gallo, afflitto di Forza Italia, finito al centro dell'inchiesta per corruzione al Cefpas. Favori, gestione disinvolta di soldi pubblici e tra le pieghe anche il sospetto di reclutare collaboratrici compiacenti ad accompagnare il deputato Gallo nei suoi impegni con compensi coperti da denaro pubblico. Lo schema, stando agli atti della Procura di Caltanissetta, si leggeva su consulenze fittizie al Cefpas per importi fino a 10.000 euro e senza alcun reale obbligo lavorativo. L'unica prestazione pretesa sarebbe stata quella di fornire servizi di accompagnamento funzionali alle esigenze personali del deputato. Cose inesistenti che non sono mai e poi mai esistite, neanche nei pensieri, neanche negli scherzi, neanche in quello che non so neanche che devo dirvi. Il collaboratore e coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani HNKT, che non è indagato, respinge con forza tutte le ricostruzioni a suo modo fantasiose che lo hanno coinvolto circa i presunti casting. Non ci siamo mai permessi di fare cose del genere.
di usare le donne, di scherzare con le donne. Noi abbiamo sempre investito, specialmente io che mi sono sempre battuto per dare più potere alle donne all'interno del nostro partito, che mi sono sempre lamentato che ce n'è poche. Eppure nelle carte dell'inchiesta Corte dei Miracoli, che oltre a Gallo Afflitto vede indagate altre 11 persone, si fa riferimento a episodi specifici ed espliciti. Il diretto interessato invece inquadra tutta la vicenda come un attacco politico a Forza Italia. A Agrigento le perdite d'acqua trasformano la strada in un torrente, disagi e proteste comprensibili dei residenti ed emergenza idrica anche a Lipari e a Marsala, tra rubinetti a secco e guasti alle condotte. Davide Sardo. In molte abitazioni di Agrigento l'acqua arriva ancora a singhiozzo, ma in via Nathan, al quadrivio Spinasanta, ogni 4 giorni si assiste a uno scenario opposto, litri e litri d'acqua che finiscono in strada. Una perdita ricorrente che trasforma la carreggiata in un vero e proprio torrente tra rabbia e indignazione dei residenti. Noi l'acqua la paghiamo cara, avete capito? Questa è la fetta. E ci butta. Tanto loro hanno i soldi, capito? Che se ne buttano. La sua azione, secondo i cittadini, sta anche peggiorando il sottosuolo e il manto stradale, già segnato da numerosi interventi di scavo e riparazioni ritenute inefficaci. È una vergogna che non si può camminare, è una vergogna. Buche e allagamenti rendono difficoltoso il transito di auto e moto, con disagi e rischi soprattutto per anziani e pedoni diretti allo studio medico della zona. Che effetto mi va a fare? Nervosismo, che io che avevo d'incontro. Capisci lei che ora mi nervo io che non posso passare? Come passare? Che ho paura. Da qui la richiesta ad AICA e agli enti competenti: fermare lo spreco d'acqua e intervenire in modo definitivo su una perdita che continua a ripetersi da tempo. Emergenza idrica anche nel resto della Sicilia. A Lipari, rubinetti a secco in diverse zone, disagi per residenti e attività commerciali, con ristoranti costretti a ricorrere a tobotti e forte preoccupazione in vista della stagione estiva. A Marsala invece persiste la crisi legata alla rottura della condotta Sinubio-Sant'Anna. Nonostante i lavori e i ripristini annunciati, in molte abitazioni l'acqua continua a non arrivare regolarmente, con disagi che si protraggono da giorni. A Catania sciopero in corso fino alle 16 dei lavoratori della MTS, l'azienda dei trasporti. I sindacati denunciano criticità organizzative, problemi nei turni, mancanza di confronto con i vertici aziendali. Al centro della protesta anche la richiesta di discutere il premio di risultato e il futuro sviluppo dell'azienda. I sindacati definiscono lo sciopero una scelta obbligata dopo mesi di richieste senza risposta. Da Gela la storia di un insegnante di sostegno che ha scelto di accompagnare uno dei suoi alunni per un indelicato intervento chirurgico fino a Rimini. Un gesto nato nel silenzio è diventato oggi un esempio di umanità e di inclusione. Gerry Italia. Una storia che parla di scuola, ma soprattutto di cura, vicinanza e responsabilità, non quella scritta nei regolamenti, ma quella che nasce dalle relazioni umane. Samantha Lacagnina è insegnante di sostegno all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela. Da 3 anni segue Mattia, un bambino con disabilità, e quando la famiglia ha deciso di affrontare un delicato percorso sanitario a Rimini, la docente ha scelto di fare qualcosa che andava ben oltre il suo ruolo: fare le valigie e andare insieme a loro. È stato un gesto naturale, fatto col cuore, un gesto molto silenzioso, però non pensavo di trovarmi proprio questo clamore. Conoscendo già la realtà sanitaria romagnola, Samantha ha aiutato la famiglia a organizzare il viaggio, ha prenotato gli spostamenti, seguito la logistica e poi ha utilizzato i propri giorni di ferie per essere presente accanto a Mattia e alla madre durante il ricovero. Dovevamo prenotare il volo, le ho detto: signora, glielo prenoto io, l'accompagno. Al che lei ha detto: ma sta scherzando? Ho detto: no, non sto scherzando, lo faccio col cuore. Lo scorso 14 maggio il bambino è stato sottoposto all'intervento alla clinica di Rimini. Nei giorni più delicati, accanto alla madre, c'era anche la maestra Samantha, una presenza che ha garantito continuità affettiva e educativa lontano da casa. Terminato il periodo di ferie, Samantha è tornata in Sicilia, ma il legame con Mattia non si è interrotto. Lo aspetti di nuovo in classe a settembre?
Sì, non vedo l'ora, anche se lui comunque, io sono docente di scuola primaria, però lui andrà alle medie e tornerà un gran campione e siamo tutti orgogliosi di lui e l'aspettiamo a braccia aperte. Una vicenda che ha rapidamente superato i confini dell'ospedale. Da Rimini è arrivata una lettera di encomio istituzionale e anche il comune di Gela ha annunciato un riconoscimento pubblico per la docente. Perché questa non è soltanto la storia di un viaggio lungo oltre 1000 chilometri, è il racconto di una scuola che continua a esserci anche fuori dall'aula, una scuola che a volte insegna la lezione più importante senza aprire nemmeno un libro. Verissimo, proprio così, non c'è dubbio. A Misilmeri, nel Palermitano, è stata intitolata a Sara Campanella, vittima di femminicidio l'anno scorso, la scuola di Portella di Mare. Nel corso della cerimonia è stato anche inaugurato un murale dedicato alla giovane, l'avete visto un attimo fa. All'evento hanno partecipato con i familiari di Sara, il presidente della regione Schifani e i sindaci del territorio. L'iniziativa per mantenere vivo il ricordo della vittima naturalmente, ma anche per promuovere tra i giovani i valori del rispetto, dell'uguaglianza e del contrasto alla violenza di genere. La spiaggia di San Leone ad Agrigento è invasa da rifiuti di ogni genere, forti le polemiche sui social e tra i cittadini che denunciano le condizioni di degrado incompatibili con una località che è tra i punti di forza del turismo nel territorio. Desiree Ferlito. Bottiglie di plastica, lattine, cartoni, sacchetti e rifiuti di ogni genere abbandonati sulla sabbia. È questa l'immagine che si sono trovati davanti residenti e visitatori nella prima domenica dell'estate 2026 a San Leone, il litorale balneare di Agrigento. Una situazione che ha immediatamente acceso le polemiche sui social e tra i cittadini che denunciano condizioni di degrado incompatibili con una località che rappresenta uno dei principali punti di forza turistici del territorio. Le immagini mostrano tratti di spiaggia disseminati di spazzatura, con evidenti criticità sotto il profilo igienico e del decoro urbano. Una condizione che secondo molti rischia di compromettere l'accoglienza dei turisti proprio all'inizio della stagione estiva. Tra le richieste avanzate c'è quella di programmare interventi straordinari di pulizia degli arenili già nei mesi che precedono l'estate e di garantire una manutenzione costante durante tutta la stagione balneare da maggio a ottobre. Il tema entra così anche nel dibattito di cittadini e associazioni che sottolineano come il ripristino delle condizioni di pulizia e vivibilità della spiaggia dovrà rappresentare una delle priorità della futura amministrazione comunale. A Siracusa ha inaugurato il nuovo lungomare dello Sbarcadero Santa Lucia. In migliaia alla cerimonia ieri sera con teatro e musica e oggi siamo tornati sul posto con Francesco Aloi. Dalla musica del cantautore siracusano Ernesto Marciante allo spettacolo teatrale con 150 performer diretto da Giuliano Peparini. Così è stato inaugurato il nuovo lungomare dello Sbarcadero Santa Lucia. Un fiume di gente ha riscoperto un'area che prima era un parcheggio nel totale degrado ed oggi è tutt'altro. Non solo ortigia, quindi. Adesso si può passeggiare anche qui, con una vista mozzafiato. Prima sembrava un luogo così molto abbandonato, adesso invece ha riacquistato il suo giusto valore. Un fiore all'occhiello per la città ci voleva, un luogo dove si ritroveranno tanti siracusani e non. Ci voleva perché qua il posto è bellissimo, è bello vedere anche Ortigia da qua. Io qua ci venivo con la barca tanto tempo fa ed era diverso. 3 milioni di euro per i lavori durati quasi 2 anni, il tempo necessario per fare rinascere questa zona. Tutto è stato pensato dando priorità ai pedoni. Nelle prossime settimane installeremo circa 75 panchine perché chiaramente vogliamo consentire a tutti di godere ad ogni ora del giorno questo splendido luogo, la collocazione dei cestini e le piccole rifiniture necessarie a completare l'opera. Adesso però bisognerà prendersene cura. Dobbiamo prendercene cura, evitando ovviamente di sporcarlo, segnalando evidentemente qualche incivile che si comporta male. Bellissimo, è vero. Dal mare alla montagna, il Parco dell'Etna che è senza risorse né personale.
Il presidente dell'ente Giammuso apre all'ipotesi di convenzioni pubblico-privato e sull'eventualità di un ticket di ingresso al parco chiarisce ci vorrebbe una legge. Lorena Dolci. Il vulcano più alto d'Europa, un sito che attira ogni anno migliaia di visitatori, patrimonio UNESCO da 13 anni gestito da un ente che di fatto non ha personale, non ha risorse, paralizzato da lentezze burocratiche e conflitti di competenze. Basti pensare che può contare su un bilancio di appena 200.000 euro, una somma irrisoria, appena sufficiente a pagare gli stipendi dei 20 dipendenti su un organico previsto di 60. In arrivo c'è un piccolo rinforzo con 6 assunzioni, una toppa che forse eviterà nuove gaffe, come il rinvio a settembre dell'Etna Marathon, storica gara di mountain bike perché la pratica è rimasta bloccata. Da più parti politiche si chiede di creare un ente nazionale. Sono d'accordo dal punto di vista delle risorse, perché se andiamo a guardare i bilanci e le piante organiche dei parchi nazionali sicuramente sono certamente meglio attrezzati di noi. Non dobbiamo però dimenticare che il parco interviene su materie di competenza normativa che sono regionali. Il presidente del parco pensa anche a convenzioni e a collaborazioni pubblico-private. Io credo si possa fare un ragionamento anche di apertura al privato che non va demonizzato quando investe, ma che comunque va sempre controllato e regolato e sottoposto all'interesse pubblico che deve essere comunque prevalente. Possibilista anche sull'introduzione di un biglietto d'ingresso al parco. In questo momento non è immediatamente di facile applicazione perché ha bisogno, a mio avviso, di una copertura normativa, perché il regolamento del parco lo prevede. Una misura che potrebbe fronteggiare anche il problema delle microdiscariche che insudiciano la bellezza della natura. Qui non basta la repressione, serve una grande opera di carattere culturale, perché purtroppo sono nostri concittadini etnei, maleducati per non dire delinquenti, che inquinano più che i turisti. Vabbè, è il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Catania in attesa delle decisioni del Consiglio di amministrazione su allenatore e DS. Vi aspetto. Calcio dal Consiglio di amministrazione in Casa Catania emergeranno linea e nomi per la prossima stagione. Varrà e Caserta i candidati per la direzione sportiva e la panchina. Marco Carli. CDA confermativo, così possiamo chiamarlo. Questo è il senso dell'incontro in via telematica in Casa Catania fra fusi orari diversi dei singoli consiglieri e del presidente che deve fare rientro definitivo in Austria dopo la tappa catanese e altre di lavoro. Ecco perché è possibile anche un seppur breve slittamento. La finalità? Confermare quello che è l'indirizzo tecnico-tattico del Catania della prossima stagione e le relative scelte da mettere in campo. Confronti già avvenuti singolarmente ma che con l'espressione collegiale delle idee serviranno a definire la linea. Le conferme sono legate ai nomi che circolano in sede, non solo Varrà, DS e Caserta allenatore, che a Benevento hanno lavorato insieme in B dopo le 2 promozioni ottenute dall'allenatore con Juve Stabia e Perugia. Di seguito le scelte sulla squadra da presentare al via della stagione. Per il ritiro manca un mesetto o poco meno. Intanto la promozione dell'Ascoli ripropone 2 temi. Per il secondo anno consecutivo chi elimina i rossazzurri ai playoff va in B. Per il quarto anno di fila la vincente degli spareggi promozione non è una squadra del girone C, quello meridionale, individuato da molti come il più difficile. Ora potremmo dire, visti i risultati, più per il peso delle piazze a livello ambientale che sotto l'aspetto della qualità calcistica. Ecco l'importanza di questi giorni in Casa Catania. Contro avversari del calibro di Salernitana e Bari bisognerà fare le scelte giuste per primeggiare, se possibile, fin dalla stagione regolare. Anche il nuovo Palermo inizia a muoversi in vista della prossima stagione. Per il presidente del City Group la prossima deve essere la stagione della promozione in Serie A. Marco Gullà. Il Palermo deve centrare la Serie A. Khaldun Al-Mubarak, presidente del Manchester City e del City Group, ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa. Faremo tutto il possibile per sostenere il club rosanero e aiutarlo a raggiungere il traguardo che merita. Palermo deve stare tra le squadre della Serie A. Questa è la sua dimensione naturale. Parole che confermano la volontà del City Group di continuare a investire nel progetto rosanero con l'obiettivo di centrare la promozione già nella prossima stagione. E il mercato che il direttore sportivo Carlo Osti farà sarà incentrato su innesti di spessore e che possano far fare il salto di qualità alla squadra. Il Palermo sta corteggiando ancora Stefan El Shaarawy, ma non è assolutamente una trattativa semplice, anche perché il faraone, svincolato dopo tante stagioni alla Roma, vorrebbe comunque restare in Serie A.
Il Palermo segue anche con interesse Tommaso Cassandro, ma per ora non è stata formulata alcuna offerta. I 3 milioni di euro circolati nelle ultime ore non rappresentano la proposta dei rosanero, bensì la valutazione che il Como fa del proprio giocatore. Una cifra importante per un classe 2000 che dopo 2 stagioni al Catanzaro si è definitivamente consacrato nel campionato appena concluso. 38 presenze tra regular season e playoff, 4 gol e 3 assist. Ma il Palermo ripartirà anche da alcune permanenze. Augello, Bani, Palumbo, Ranocchia, Jonsen e poi Ampalo sono l'ossatura della squadra, con Ceccaroni, Peda, Pierozzi e Segre destinati a restare. E noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.